Buonasera e benvenuti a Fatti e Parole, la nuova trasmissione che Mantova TV dedica all'attualità. Da questa sera e fino alla prossima primavera, ogni martedì saremo qui con voi in diretta per discutere dei temi che più vi stiamo a cuore, almeno immaginiamo che sia così. Siamo in diretta, quindi potrete mettervi in contatto con noi per chiarire i vostri dubbi, abbiamo qui degli ospiti che potranno rispondere alle vostre domande e potrete anche nel corso della settimana inviarci dei suggerimenti anche su eventuali temi che volete che siano trattati dalla nostra trasmissione. Durante queste puntate, ogni martedì sera, avremo degli ospiti molto competenti e questa sera capirete cosa dico quando dico competenti e saremo aiutati nel corso di queste puntate da servizi realizzati dei nostri giornalisti e dai nostri operatori. Bene, cominciamo con la presentazione degli ospiti. Alla mia sinistra l'assessore provinciale all'ambiente Giorgio Rebuschi. Buonasera. Alla mia destra il direttore dello stabilimento IES Vincenzo Greco. Buonasera. L'assessore all'urbanistica del Comune di Mantova, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Mantova Giampaolo Benedini. Buonasera. E il direttore dello stabilimento Belleli Aldo Patrini. Buonasera. Ci sta per raggiungere anche il presidente dell'ARPA Enzo Lucchini. Vi ricordo il numero di telefono al quale potete mandare sms, è il 340 35 01 460 oppure potete inviare una mail a fattieparole@email.it, li vedete in sovraimpressione. Per cominciare un servizio introduttivo realizzato per voi da Virginia Novellini. L'avanzata dei veleni non si arresta. A confermarlo lo scorso giugno è stata la 9ª campagna di monitoraggio delle acque realizzata dall'ARPA, il cui responso è ancora una volta allarmante. Non solo i pozzi e le barriere idrauliche che dovrebbero impedire le fuoriuscite di inquinanti non sono sufficienti, ma esistono tuttora fonti attive di inquinamento che continuano a contaminare la falda sotterranea. Tra le situazioni più critiche del sito di interesse nazionale c'è la IES. Qui le acque sotterranee sono fortemente contaminate da idrocarburi e benzene, sostanze tipiche della lavorazione. Nell'area della raffineria la presenza del surnatante è ancora massiccia, ben 135.000 metri quadri interessati che i pozzi attualmente in funzione non riescono a coprire interamente. Il recupero del surnatante riguarda appena il 40% del totale, il restante 60% dell'area dove galleggia la sostanza è dunque lasciata a se stessa, essendo del tutto insufficiente, secondo l'ARPA, l'azione dei piezometri. Situazione critica anche nell'area della Belleli Energy, dove il surnatante, esteso per 29.000 metri quadri, risalirebbe a delle fuoriuscite dalle condotte della IES verificatesi in passato. Qui non c'è alcun sistema per il recupero del prodotto organico, essendo i pozzi della IES troppo distanti per sortire un qualunque effetto. E dal momento che manca un sistema di sbarramento idraulico, le acque sotterranee inquinate scorrono indisturbate verso il Mincio e le aree vallive, portandovi loro carico di idrocarburi. Emergenza anche alla Polimere Europa, dove il surnatante interessa una superficie di 60.000 metri quadrati. Qui le concentrazioni di sostanze inquinanti, in particolare benzene e cumene, si mantengono elevate e l'ARPA ha riscontrato anche sorgenti di contaminazione ancora attive. Nell'area della collina della Sindia, gli idrocarburi e benzene inquinano sia la falda sospesa che quella principale e nell'area cosiddetta del cratere le sostanze inquinanti arrivano addirittura a galla, con rischio di esalazione e contaminazione ambientali. Particolarmente allarmante è la situazione del colorificio Freddi San Giorgio. Qui le acque sotterranee sono inquinate da sostanze cancerogene ed esiste una sorgente di contaminazione da clorurati ancora attiva, che unita all'assenza di un adeguato sbarramento idraulico rende la situazione particolarmente grave. Basti pensare che la sonda posizionata a poco distante ha rilevato come il tetracloretilene sia aumentato di oltre 630 volte in un anno. Come avete capito, l'argomento di questa sera è la messa in sicurezza e la bonifica del polo chimico di Mantova, del sito inquinato alle porte della città. Per fare chiarezza, per farci una sorta di discorso introduttivo, io chiederei al dottor Lucchini di spiegarci quali sono le situazioni più a rischio secondo l'ARPA, secondo la 9ª campagna dell'ARPA. Sì, nona che precede di poco l'esito della 10ª che è in corso. Esatto.
Campagna con la quale si è evidenziato, esattamente come ha detto il filmato, la presenza di Surnatante oltre le aspettative, a testimoniare e a testimonianza della scarsa o non completa efficacia delle misure messe in atto per evitare appunto l'aumento del Surnatante e la sua diffusione. Ecco, forse però non tutti i nostri spettatori sanno di cosa si tratta quando parliamo di Surnatante. Il Surnatante sono quelle sostanze che fuoriescono dai siti produttivi, penetrano il terreno e vanno in falda e si stratificano sulla parte, galleggiano sulla falda e rilasciano lentamente sostanze che sono gli inquinanti veri che vanno ad avvelenare la falda, ecco, tanto per usare un termine brutale, insomma, no? Il Surnatante va eliminato, no? Ma comunque intanto che si elimina completamente va confinato per evitare che con la falda se ne vada verso il Mincio, verso il Po, insomma vada ad inquinare un po' tutta l'area. Le misure che sono state messe in atto per appunto limitarne la diffusione, limitarne l'immissione, se non eliminarne l'immissione, e ridurlo con l'emungimento, cioè aspirandolo, così banalmente, no? Sono state misure che noi abbiamo suggerito, che il Ministero ha prescritto, che le aziende hanno messo in atto, ma che insomma si sono dimostrate insufficienti. Si sono dimostrati insufficienti perché qualcuno continua a perdere, no? Sì. Quindi bisogna intervenire ulteriormente per sistemare quelli che sono gli impianti da cui percola il Surnatante e bisogna anche mettere in campo delle azioni di barrieramento più efficace, perché proprio perché c'è stato un insufficiente emungimento e un continuo percolamento, il Surnatante naviga, va, insomma, no? Questa è la ragione per la quale, a seguito della nostra segnalazione al Ministero, il Ministero in questi giorni si è attivato e ha mandato una serie di ipotesi prescrittive che dovranno trovare la loro definizione, la loro statuizione nell'incontro che è previsto per il 5 di ottobre, che poi precede e prepara la... Doveva essere oggi, è stato rimandato. Sì, è stato rinviato. 3 volte. 3 volte è stato rinviato. Beh, adesso di solito non c'è 2 senza 3, ma non si usa dire non c'è 3 senza 4, insomma, no, oggettivamente è vero che è stato rinviato, però è anche vero che adesso sono arrivate delle determinazioni e delle posizioni che devono essere condivise, ma che porteranno ad ulteriori provvedimenti utili a limitare, ridurre e contenere. Tra l'altro volevo parlarne in seguito, però proprio oggi l'assessore Rebusca ha ricevuto una lettera di conferma da parte del Ministero. Sì, dunque è noto che i rapporti, diciamo così, tra la provincia di Mantova e il Ministero non siano tra i più idilliaci, diciamo così. La provincia di Mantova da più di un anno sta sostenendo una serie di comunicazioni al Ministero molto precise che vogliono evidenziare la situazione che è reale e un po', come si dice, come abbiamo visto prima dal filmato, è stata riassunta. E dico solo questo, ma è molto. L'ultima istruttoria che il Ministero dell'Ambiente ha fatto sul sito di Mantova è del novembre 2008. Questa che è citata, che sarà l'11 ottobre del 2010, sono passati 2 anni. Però non è una casualità, perché guarda caso questa istruttoria, che è molto utile e importante, noi diciamo così auspicavamo che ci fosse, però per fortuna deriva anche, sono molto convinto, da una serie di pressioni scritte, tra cui questa ultima mia comunicazione, alla quale abbiamo diciamo così imposto al Ministero di rispondere entro 30 giorni, e dopo una trentina di comunicazioni questa volta ha risposto, citandomi anche questo incontro dell'11, importante, e citando anche alcuni aspetti interessanti dal punto di vista, ad esempio, del progetto esecutivo per quanto riguarda la messa in sicurezza definitiva dell'area IES Belleli. Ecco, però ci tengo a precisare che 2 anni sono troppi per una situazione del genere, e il Ministero non è che abbia bisogno di dossier o di particolari ulteriori comunicazioni. Il Ministero è
dico sempre questo aspetto, è il titolare di questo sito, è per legge responsabile dal 2003 e per fare un esempio, scusate, magari è un po' troppo crudo ma molto chiaro, il danno ambientale le aziende lo pagano al Ministero, perciò se il danno ambientale viene pagato al Ministero si capisce bene chi deve seguire e portare avanti le cose. Ecco, la nona campagna dell'ARPA ha previsto delle prescrizioni per le aziende, adesso nel servizio che vedremo insieme capiremo quali sono queste prescrizioni. Oltre a rilevare i livelli di inquinamento del petrolchimico, il rapporto dell'ARPA contiene precise prescrizioni nei confronti delle aziende. Partiamo dall'AIS, dove il 60% dell'area contaminata dal surnatante non è interessata da alcuna attività di recupero. Secondo l'ARPA, l'azione svolta dai piezometri è insufficiente e occorrerebbe realizzare una rete sistematica di pozzi, capace di coprire interamente l'area interessata dal surnatante. Passiamo ora alla Belleli Energy, secondo l'ARPA una delle maggiori criticità del sito di interesse nazionale. Qui infatti il surnatante non viene in alcun modo recuperato e i pozzi dell'AIS posizionati in via Brennero sono troppo distanti per esercitare un'azione di richiamo sufficiente. Inoltre, in assenza di qualunque sistema di sbarramento, le acque inquinate scorrono indisturbate verso il Mincio. L'ARPA ribadisce l'assoluta necessità di attivare misure di messa in sicurezza d'emergenza anche per la Belleli. Nella parte a nord servono sistemi di recupero del surnatante, mentre a sud è necessario uno sbarramento idraulico della falda per bloccare la contaminazione che minaccia il Mincio e la Vallazza. Anche per quanto riguarda la Polimeri Europa, l'ARPA chiede all'azienda di attivare nelle aree non coperte dall'attività di recupero del surnatante le necessarie misure di messa in sicurezza d'emergenza e di realizzare una rete di pozzi dedicati al recupero del surnatante. Un capitolo a parte meritano i rifiuti della collina della Syndial. Qui l'ARPA ribadisce di realizzare quanto previsto dalla conferenza di servizi, ovvero la realizzazione di un confinamento fisico della falda principale fino a 24 metri di profondità. Anche per l'area del cratere, in cui l'inquinante affiora in superficie, Polimeri dovrebbe provvedere alla messa in sicurezza d'emergenza, rimuovendo il prodotto organico per evitare esalazioni o contatti con l'ambiente. Il capitolo più duro è per il colorificio Freddi, che secondo l'ARPA ha dimostrato la non volontà di procedere con la bonifica del sito contaminato di sua proprietà. L'agenzia sottolinea la necessità di riattivare il pozzo di emungimento in prossimità della sorgente di contaminazione, lo stesso oggetto dell'ultimatum del Ministero, poi caduto nel vuoto. La pompa antiveleni, secondo l'ARPA, è necessaria per impedire l'ulteriore propagazione a valle delle sostanze contaminanti.